Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ultimo giorno di questo straordinario congresso che ci vede riuniti a Roma per il 25 congresso nazionale di IOM. 3 giorni davvero entusiasmanti, scientificamente assolutamente rilevanti, sessioni piene, iperaffollate, grande flusso di giovani che sottolineano la vivacità della nostra società scientifica. Ieri sono stati rinnovati i vertici. Da oggi ufficialmente, anzi dal pomeriggio di oggi, Franco Perrone è il nuovo presidente di AIOM e Saverio Cinieri è il presidente di Fondazione AIOM. Anche oggi 2 appuntamenti per la stampa. Ringraziamo i colleghi che hanno davvero seguito in modo esemplare questo congresso. Il primo è su un tema importante, il mesotelioma, il secondo altrettanto importante per un'iniziativa editoriale che abbiamo fatto come AION con l'Associazione Italiana dei Medici Nucleari. Ci occuperemo di terapia con radioliganti. Cominciamo senz'altro con la prima conferenza stampa. Uno studio clinico indipendente, l'IND 227, condotto da gruppi cooperativi e promosso dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, dal Canadian Cancer Center Trial Group e dall'Intergruppo Cooperativo Toracico francese, ha definito una nuova opzione terapeutica nel mesotelioma pleurico avanzato o metastatico non operabile. Come sapete è una neoplasia molto complessa da trattare. Il lavoro è appena stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet e è stato presentato in sessione plenaria al nostro congresso. Ne parliamo oggi con Francesco Perrone, presidente di AIOM, Marilina Piccirillo, dirigente medico della struttura complessa della sperimentazione clinica sempre del Pascale e soprattutto coordinatore scientifico dello studio nel nostro paese, Federica Grosso, responsabile della struttura dipartimentale mesotelioma e tumori rari dell'azienda ospedaliera di Alessandria, e con Saverio Cinieri, presidente in questo caso di Fondazione AIOM. Franco, primo intervento come presidente di AIOM, ma come evidentemente uno dei coordinatori di questo studio attraverso il Pascale. Come nasce il disegno di questo studio clinico, ripetiamo, indipendente, e perché queste collaborazioni accademiche internazionali possono rappresentare una strategia importante per definire nuove cure? Grazie Mauro. La collaborazione con il Centro di coordinamento degli studi clinici in oncologia canadese è una collaborazione che per noi è iniziata all'inizio di questo secolo, più di 20 anni fa. I canadesi più di 20 anni fa ci chiesero di partecipare a un trial che stavamo conducendo in Italia nei tumori del polmone. Fu un momento di crescita traumatica ma importante. Traumatica perché noi lavoravamo in Italia e all'epoca per lavorare con i canadesi, siccome c'è il fuso orario, dovemmo portare sul web, parliamo di 25 anni fa, adesso portare sul web, anzi il problema è portare fuori dal web, ma all'epoca portare sul web quello che facevamo invece con modalità diverse era un'impresa. Lì nacque però un sodalizio molto importante. Con il gruppo canadese noi abbiamo fatto alcuni studi molto importanti che ancora in qualche modo informano le linee guida internazionali, per esempio del trattamento dei tumori del polmone, perché abbiamo collaborato soprattutto con il gruppo che lavora sulle neoplasie toraciche in Canada. Questa è la premessa per la quale qualche anno fa, in un contesto che non è un contesto rarissimo, cioè il contesto di una malattia importante con pochi progressi terapeutici, ma una malattia tutto sommato non tanto frequente da essere necessariamente oggetto di interesse delle grandi aziende nello sviluppo dei loro prodotti di punta, si è resa nei fatti possibile una opzione di un trial promosso dai ricercatori, ovviamente con il supporto dell'azienda farmaceutica che doveva dare il farmaco e che ha anche dato un contributo non condizionante, nel senso che il protocollo è un protocollo che è stato definito nelle riunioni tra canadesi e italiani
Poi successivamente abbiamo anche chiesto ai colleghi francesi di intervenire. E questo è il senso di avere un protocollo di ricerca indipendente. Il centro che ha funzionato da centro di coordinamento è quello canadese, perché, ed è il motivo per il quale questa collaborazione rappresenta una grande ricchezza per il mio istituto, per la nostra unità, e mi piace sottolinearlo. Il centro canadese ha questa capacità di mettere su imprese collaborative con la qualità non solo sostanziale, che è quella che deriva dal confronto fra i ricercatori, ma anche formale, che è quella che può portare, se poi i risultati sono positivi, anche a un uso regolatorio dei risultati di un trial clinico. Questo è il contesto nel quale questo protocollo è nato, e quando questa opzione si è resa possibile io ho pensato che era giusto coglierla e che per fare questo era giusto chiedere la collaborazione, proporre la collaborazione dei migliori centri italiani che lavorano su questa patologia. Questa patologia, poi sentirete dagli altri anche qualcosa più nel dettaglio, è una patologia molto particolare con dei cluster, e ci sono in Italia dei centri di assoluta eccellenza per competenza e per qualità professionale, e li abbiamo tutti in questo studio, che mi fa veramente piacere che siamo riusciti a fare. È davvero un piacere per tutti noi, per l'intera comunità oncologica italiana, questa pubblicazione importante sull'Anser, ma soprattutto è interessante perché parliamo di una patologia estremamente complessa. Marina, dottoressa Piccirillo, tu sei il coordinatore scientifico di questo studio per l'Italia. Ecco, entriamo nel dettaglio. Quali sono i principali risultati della ricerca in termini di sopravvivenza e di risposte? Allora, lo studio innanzitutto confrontava la chemioterapia standard, che è stato lo standard per questa patologia negli ultimi 30 anni. Avvicinalo. Ok. Vai. Questa patologia, la chemioterapia è stata lo standard per questa patologia per oltre 30 anni, con risultati non particolarmente entusiasmanti. E nello studio abbiamo confrontato quindi la chemioterapia standard con uno schema terapeutico che prevedeva l'aggiunta dell'immunoterapia con pembrolizumab alla chemioterapia. E questa combinazione ha migliorato la sopravvivenza riducendo il rischio di morte del 21%. Con un aumento del tasso di pazienti vivi a 3 anni dell'8% rispetto alla sola chemioterapia, che in termini assoluti forse può sembrare non tantissimo, ma questa è una patologia che risponde pochissimo ai farmaci, e la prognosi è infausta, per cui in realtà ovviamente non è la soluzione della cura di questa patologia, ma è sicuramente un passo estremamente importante, e soprattutto ha prolungato anche il tempo libero da progressione e in particolar modo ha aumentato il tasso di risposta, cioè quella che è la riduzione delle dimensioni del tumore. Per una patologia come questa, che è diagnosticata in stadio avanzato e che è molto sintomatica, soprattutto sul dolore toracico e diciamo, sui sintomi respiratori, tosse e dispnea, avere una risposta locale significa verosimilmente avere un miglioramento clinico importante, perché è una riduzione dei sintomi. In questo studio diciamo, il tasso di risposte è migliorato dal 38% con la sola chemioterapia al 62% con la nuova combinazione. Quindi diciamo, anche questo è un risultato da non trascurare. E per quanto riguarda ovviamente la sicurezza, sicuramente il farmaco, somministrare 3 farmaci rispetto a 2 aggiunge qualche tossicità in più, ma complessivamente è uno schema di terapia che è già molto nella mano degli oncologi, perché viene usato per i tumori del polmone, e mediamente sono anche lo stesso tipo di oncologi che seguono entrambe le patologie, quindi uno schema che sanno gestire bene. Infatti non ci sono stati grossi problemi né tossicità inattese né diciamo, problemi di qualità della vita, anzi c'è stato per esempio un miglior controllo del dolore sicuramente, quindi questo è assolutamente importante. Grazie Marilina. Ecco, Federica, tu ieri hai presentato in plenaria i risultati di questo studio. Qual è il legame fra mesotelioma e amianto? Lo diciamo perché evidentemente i colleghi sono della stampa laica, quindi è un tema di cui anche si parla molto dal punto di vista anche dei risvolti sociali, in particolare nella tua zona. Ecco, quali sono poi le aree del nostro paese in cui l'incidenza della malattia è più alta?
Allora, il legame tra mesotelioma e amianto è un legame certo. Abbiamo dei dati di assoluta certezza che ci vengono non solo dai dati epidemiologici, ma anche proprio da ricerche che hanno mostrato come la fibra di amianto induca il mesotelioma anche in modelli di tipo animale. Noi nel nostro paese siamo un modello per quanto riguarda la raccolta dei dati dal punto di vista epidemiologico, perché abbiamo un registro nazionale che copre praticamente tutto il territorio nazionale, quindi i dati di cui disponiamo sono dati di certezza. Il mesotelioma ancora oggi è una malattia che per il 70% dei casi sostanzialmente riconosce una causa occupazionale e nell'altro 30% riconosce cause di tipo ambientali o familiari o di tipo hobbistico. In pochi casi in Italia non riusciamo a risalire al contatto con l'amianto. Di fatto oggi ciò che conta di più sull'esposizione professionale è l'edilizia. Storicamente sono state le industrie di cemento amianto, l'industria aeronautica, l'industria navale, le ferrovie. Oggi invece l'edilizia la fa da padrone per quanto riguarda l'esposizione, ma ci sono ad esempio tutta la categoria degli idraulici, perché comunque le tubature erano coibentate ed erano isolate con l'amianto. Chi sta facendo lavori di ristrutturazione, emergono sempre di più questi cluster, e poi chiaramente abbiamo delle zone dove purtroppo l'inquinamento è ambientale. Quella in cui lavoro io, che è nota purtroppo in tutto il mondo anche per le vicende giudiziarie, è un posto in cui noi oggi, la gran parte dei nostri pazienti, hanno un'esposizione di tipo ambientale per il disastro che ha lasciato la fabbrica della Eternit. Non è purtroppo l'unico esempio, perché ad esempio Balangero, dove c'è una cava che è stata attiva fino a qualche anno fa, è un altro cluster di esposizione ambientale. E poi tutte le aree portuali, ad esempio Spezia, Genova, Mestre, Ancona, e poi ci sono del Taranto, e poi ci sono dei cluster in Italia che sono abbastanza degli unicum, ma grazie al lavoro del registro sono stati rilevati in Sicilia, Biancavilla. Lì c'è una fibra, una asbestiforme, la fluoredenite, che ha la stessa capacità patogenetica delle fibre di amianto, e lì è il terreno che è fatto così, purtroppo, che è stato utilizzato per le costruzioni. Ci sono delle cave di questa fluoredenite che rendono conto di numerosi casi di mesotelioma. È una patologia che ancora oggi, dicevamo, ha pochissime opzioni terapeutiche, e su cui è veramente difficile fare ricerca, e veramente i risultati di questo studio accademico sono veramente esemplari, e non ringrazierò mai abbastanza Franco Perrone quando per la prima volta mi coinvolse in questo studio, perché per i nostri pazienti ha rappresentato un'enorme opportunità. Grazie mille Federica, ed è importante perché parliamo davvero di una patologia complessa. Saverio, ecco, per anni i pazienti che hanno affrontato questo tumore toracico così aggressivo hanno avuto ridotte opzioni terapeutiche. Cosa significa per un paziente e per i familiari convivere con con il mesotelioma, e quali difficoltà incontra ogni giorno il paziente? Le difficoltà sono enormi perché questa è una malattia professionale. Ricordo a tutti, anche se è scritto sul comunicato stampa, che questa sostanza, amianto o asbesto, come vogliate chiamarla, che è un minerale, è un inosilicato, correggimi Federica se sbaglio, è fuori legge in questo paese dal 1992. Ciò vuol dire che fino al 1992 l'esposizione dei lavoratori, ma non solo, ma anche dei parenti, alle fibre di amianto è stata presente, e questa malattia si presenta clinicamente dopo 20-30 anni dall'inizio dell'esposizione, il che vuol dire che non siamo ancora arrivati al vero maximum di pazienti in Italia, e quindi ce ne saranno tanti. Come dicevano prima sia Marilina che Federica che Franco, il primo sintomo di questa patologia è spesso o la difficoltà respiratoria o il dolore, ma è un dolore intenso, e questi pazienti, con le terapie che avevamo, che abbiamo usato per tantissimi anni, avevano scarse possibilità di rispondere anche al dolore. È una malattia subdola perché si manifesta all'interno della pleura quando è un mesotelioma polmonare, ma sapete tutti che esistono mesoteliomi delle altre parti del corpo, per esempio addominali,
ed è, dicevo, subdola perché dal nulla incominciano dei sintomi che spesso sono confusi con sintomi respiratori diversi. Io ricordo sempre, perché secondo me emotivamente è molto importante, che quello che è successo in una città della regione in cui vivo in questo momento, cioè la Puglia, che è Bari, in cui la fabbrica di Eternit era all'interno della città e intorno alla fabbrica ci sono una serie di palazzi che guardano proprio la fabbrica, in cui in tutti i palazzi e in tutti i piani di questi palazzi c'erano cittadini ammalati di mesotelioma. È impressionante guardare quella grafica che esiste e che gira anche sui principali media, perché si vede proprio questa fabbrica che adesso è dismessa, è stata bonificata, anche se non del tutto, e tutti quelli che si sono ammalati intorno. È proprio una cosa secondo me molto emotivamente complessa da vedere. In più c'è anche il problema dello smaltimento. Ho avuto esperienza di smaltire dell'Eternit in una casa che sto ancora ristrutturando nel centro della mia città, e qualche anno fa, appunto per il lavoro che faccio, ho chiamato un'azienda specializzata in smaltimento. Sono arrivati questi operai con le tute complete, completamente come abbiamo visto poi durante il Covid, e si è sparsa in giro per il centro cittadino, chissà cosa fosse successo, e qualche capomastro mi ha detto: ma perché non ce l'hai detto, invece di spendere tutti questi soldi, perché i soldi sono tanti, e lo prendevamo e lo mettevamo nelle discariche, in campagne, e ancora adesso nelle campagne di questo strano paese si vedono ammassi di Eternit rotto, fra l'altro, che quindi è ancora più pericoloso. Sì. Indipendentemente dagli splendidi risultati di questo studio, di questa collaborazione fra tre nazioni nel mondo, è importante ricordarsi da un punto di vista dei pazienti, perché è quello che dobbiamo dire, che sono persone che hanno lavorato in queste fabbriche, sono persone che hanno lavorato nei sommergibili, tutta la coibentazione dei sommergibili, non solo italiani, era fatto con questo materiale, e c'è anche nel linoleum, c'è anche nelle scuole. I nostri bambini almeno, sono stati esposti all'amianto. C'era anche nelle regioni del sud Italia, dove gli acquedotti funzionavano e non funzionavano, le casse per raccogliere l'acqua, e quindi veniva anche dall'acqua. È una cosa veramente importante che non dobbiamo dimenticarci, anche perché, ripeto, essendo fuori legge dal 92 una malattia professionale, ma i pazienti che si ammalano di questa malattia hanno comunque delle difficoltà burocratiche, tanto per cambiare, e organizzative, per farsi riconoscere il loro stato di invalidità e i rimborsi. Ci sono cause enormi in giro per l'Italia ancora. Poco prima della pandemia ho visto tutta la documentazione che era stata consegnata all'ILVA, perché anche lì c'era una serie di importante, mi pare 85 pazienti con questa malattia. E peraltro in questo paese c'è ancora qualcuno, di solito non sono oncologi medici, che va a fare il consulente della difesa delle aziende, con degli elementi pretestuosi di difesa che non condivido in nulla, e che però esistono. Quindi dobbiamo essere tutti compatti, ancora una volta, come AIOM, come Fondazione AIOM e come media, a raccontare quella che è la vera realtà di questo problema enorme di questo paese. Franco, è chiaro che il mesotelioma evoca anche scontri politici, manifestazioni, proprio perché le cause sono, come diceva Federica, ben chiare, sono legate anche al mondo del lavoro. È importante però sempre di più questa collaborazione a livello internazionale, in questo caso il Pascale, ma che coinvolge l'intera comunità scientifica oncologica italiana, proprio perché questi studi dipendenti possono davvero portare a risultati concreti. Ecco, questo è un esempio virtuoso di collaborazione. Sì, assolutamente, è un esempio virtuoso di collaborazione. Tutte le collaborazioni ovviamente sono virtuose, però quello che mi preme dire è che la ricerca indipendente è assolutamente necessaria. Dico indipendente nel senso che non la ricerca inizialmente proposta dalle case farmaceutiche nell'ambito del processo di sviluppo dei nuovi farmaci, è assolutamente necessaria, perché serve a produrre informazioni che in qualche modo sono complementari con quelle che ci mettono a disposizione i nuovi farmaci.
avere a disposizione un nuovo farmaco, in questo caso il pembrolizumab, che è il farmaco sperimentale dello studio IND 227, era un farmaco che noi già conosciamo da vari anni, anzi è uno dei nuovi immunoterapici, credo forse il recordman del numero di indicazioni che ha in altre patologie. In un contesto del genere è del tutto comprensibile che un'azienda farmaceutica non debba necessariamente investire in tutti gli ambiti nei quali pure un farmaco può essere utile. Allora quello è un tipico campo nel quale la ricerca indipendente può andare anche a sviluppare a fini registrativi un trial che serve per produrre le evidenze che servono, oltre al fatto che in altri casi serve per sviluppare conoscenze sul miglior uso dei farmaci che vengono registrati. Questo chiaramente richiede la collaborazione tanto più quanto l'oggetto, la malattia oggetto che colpisce i soggetti che sono i pazienti, è una malattia relativamente rara, con un grande impatto clinico, ma relativamente rara. Devo dire, dai dati dello studio, forse l'Italia ce la poteva fare pure da sola, nel senso che i centri italiani alla fine della storia sono quelli che hanno messo più della metà dei pazienti arruolati nello studio, questo grazie da un lato al fenomeno epidemiologico di avere delle zone dei cluster e dall'altro alla grandissima disponibilità alla collaborazione di quelli che lavorano su questa patologia. Federica è una campionessa in termini di stile della capacità di capire come la collaborazione sia quella che dà delle opportunità ai pazienti. Questo mi sembra che sia un altro pezzo di una storia veramente molto bella. E poi il fatto che i risultati siano stati recepiti da Lancet, che è Lancet, perché poi adesso ci sono, diciamo, tante sottoriviste, questa è proprio la madre di tutti i Lancet, per noi è stato un segnale che ci ha fatto capire che abbiamo fatto una cosa importante. Questo è davvero importante sottolineare, la pubblicazione è importante, sottolinea il valore e il livello. Nel dettaglio, prima di lasciare spazio ai colleghi, Marilina, ma ci sono differenze nella risposta alla combinazione immunoterapia e chemio in base all'età e al sesso dei pazienti? Allora, all'età, diciamo, con delle analisi di sottogruppo si è visto che in realtà i pazienti giovani rispondono un po' meglio, ma non significa che gli anziani non rispondono. Questo sta pure probabilmente semplicemente nell'aspettativa di vita. Riguardo alla sopravvivenza, meno per le risposte obiettive anche su l'istotipo, esistono diverse tipologie, diciamo, di mesotelioma, ce ne sono alcune che rispondono meglio, altre sempre rispondono ma un po' meno. Quindi però in questo studio noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo per raccogliere anche campioni di tessuto e campioni di sangue dei pazienti che insomma stiamo analizzando in questi mesi e che speriamo di tirare fuori delle informazioni importanti rispetto all'individuazione di fattori predittivi per individuare effettivamente quali sono i pazienti che rispondono meglio, perché in realtà ci sono come in ogni studio dei pazienti che comunque non hanno risposte ed è importante individuare anche quelli, ma ci sono dei pazienti che hanno avuto delle risposte complete e che durano da anni, che sono ritornati a una vita normale, pazienti che senza questa terapia sarebbero andati in progressione in pochi mesi e probabilmente non ci sarebbero più. Quindi studiare e capire quali sono effettivamente i pazienti che rispondono meglio a questa terapia è molto importante per poi, diciamo, utilizzarla al meglio. Grazie. Saverio, qual è lo stato della ricerca indipendente in Italia? Servono più fondi per sostenerla? Sì, i fondi servono sempre. Proprio stamattina abbiamo il nuovo direttivo, il vecchio direttivo di IOM e il nuovo direttivo di IOM si sono confrontati all'alba con il vecchio e il nuovo direttivo di FICO, che è la Federazione Italiana dei Gruppi di Ricerca. All'alba confermo, io c'ero. In oncologia, alle 7. E quindi è importante lavorare tutti insieme. FICO, che è una bellissima realtà che è stata creata da IOM un po' di anni fa e che si sta sviluppando, si svilupperà
ancora di più. Il Presidente Perrone è un esperto di ricerca indipendente, come peraltro sapete e come peraltro anche questa conferenza stampa dimostra. E abbiamo anche finalmente ottenuto da AIFA alcuni dati su quello che sta succedendo sulla ricerca indipendente in Italia, che ovviamente è sempre più difficile della ricerca sponsorizzata dalle compagnie del farmaco, perché servono strutture, fondi e situazioni che hanno bisogno appunto di fondi. AIFA ha fatto un bando nei mesi passati sulla ricerca indipendente con un contributo importante di 7,5 milioni di euro su 3 patologie, in cui abbiamo cercato di coagulare le migliori risorse del Paese per programmare, per provare a programmare per ogni gruppo di patologia una ricerca indipendente che fosse l'espressione del nostro Paese. In parte ci siamo riusciti, in parte no, ma il cammino è quello, anche perché AIFA ha intenzione di dare a disposizione della comunità scientifica altri fondi. Ricerca indipendente significa anche provare a valutare alcune cose diverse da quelle che sono legate ai farmaci, alcune cose importanti che sono importanti per noi, sono importanti per la nostra pratica quotidiana e sono importanti anche e soprattutto per i pazienti, e per quel tipo di ricerca in cui non ci sono di mezzo molecole o molecole nuove o molecole innovative. Fare ricerca diventa difficile perché ogni ricerca ha un costo importante. So che Franco vuole dire qualcosa, sono sicuro di questo. Sì, voglio dire qualcosa. La procedura di quei bandi AIFA pensavamo che dovesse essere molto più rapida, e invece con un bando che è scaduto nel giugno del 2023 ancora non si ha notizia del processo di revisione delle proposte che sono arrivate. Qualche settimana fa con Marilina Piccirillo, con la quale abbiamo costruito una di queste proposte, non vi dico quale perché ovviamente è semplicemente una delle proposte in competizione, ci siamo detti che se aspettiamo ancora un poco le proposte che abbiamo mandato sono ormai datate e bisognerebbe rivederle. Io ho segnalato e ho chiesto ripetutamente, ma ancora in questi giorni, al Presidente Palù di adoperarsi perché le procedure di valutazione seguano i tempi che c'erano stati promessi, perché questo è molto importante. Un bando è bello se arriva in porto, se sceglie qual è il progetto candidato migliore e gli dà i finanziamenti e gli consente di partire, altrimenti è una pia intenzione e noi non vorremmo solo pie intenzioni. Non vorremmo solo pie intenzioni. Abbiamo 10 minuti per il dibattito. Andrea, microfono. Veloce col microfono, siamo in diretta. Vai Andrea. E in maniera lapidaria per il quotidiano, qual era la terapia tradizionale, che cosa faceva e quali erano i risultati, qual è la nuova terapia, come funziona e quali sono i risultati? Grazie. La terapia convenzionale, quando abbiamo iniziato lo studio, era un solo regime di chemioterapia a base di un farmaco che si chiama Pemetrexed più derivati del platino. Usavamo questa terapia dal 2003, 20 anni, sono 20 anni, unica terapia approvata per questa patologia. In questa patologia c'era solo questa terapia approvata. In questo studio abbiamo testato questa chemioterapia, perché cavallo vincente è difficile da lasciare, più il pembrolizumab, che è un agente immunoterapico che agisce sostanzialmente, per rendervela molto diretta e semplice, attivando le difese immunitarie del soggetto che ha il mesotelioma e insegnando ai suoi linfociti a riconoscere il mesotelioma e a sinergizzare con la chemioterapia per combatterlo. I risultati sono stati che se con la chemioterapia ottenevamo che il 38% dei pazienti aveva una regressione del volume del tumore, con questa nuova terapia il 62%. Questi sono pazienti che stanno meglio, ma in una settimana li vediamo che stanno meglio, ok? In più c'è stato un impatto sulla sopravvivenza, perché è allungata la sopravvivenza ed è allungato il periodo in cui la malattia rimane sotto controllo, quindi non progredisce, non riaumenta, ricausando poi il dolore. Grazie. Miriam? Salve. Grazie. Si sente? Si sente?
Vai. Sì, allora io volevo sapere riguardo il mesotelioma addominale, è lo stesso, è la stessa causa sempre la fibra di amianto e dunque in percentuale in Italia qual è quella più pleurico o addominale e ditemi le percentuali, grazie. Si sente benissimo. Grazie Miriam. Il mesotelioma pleurico rende conto del 93% dei casi di mesotelioma in Italia, il restante 7% è diviso tra il peritoneale 5-6%, gli altri sono tunica vaginale del testicolo, quindi quella pellicina che ricopre nell'uomo il testicolo, e il pericardio. Sono delle localizzazioni eccezionali, ma esistono, purtroppo noi ne abbiamo, e la cosa che purtroppo succede è che per queste patologie nessun farmaco è riconosciuto. Purtroppo noi oggi, se stiamo a quello che ci dice AIFA, non possiamo utilizzare l'immunoterapia che oggi utilizziamo per un sottogruppo di pazienti con mesotelioma, non la possiamo utilizzare nel peritoneale, perché purtroppo negli studi non è quasi mai compreso. Solo ultimamente si cerca di comprendere anche il peritoneale negli studi del pleurico. Ecco, il legame con l'amianto è certo in tutte e tre le forme, più difficile da dimostrare ma assolutamente certo, e questo ce lo dicono di nuovo ancora una volta i registri, e il nostro registro è un esempio in tutto il mondo, tant'è che lo stanno esportando e copiando anche in altri paesi in cui stanno istituendo registri, ma i dati sono certi. Grazie. In generale l'uomo, anche per motivi occupazionali, quello che vi dico invece adesso è una cosa un po' nuova. Adesso che stanno diminuendo le esposizioni di tipo occupazionale, stanno aumentando quelle di tipo ambientali o sconosciute, da noi ad esempio nella nostra area il rapporto maschi e femmine si sta rapidamente avvicinando. Quindi, e quello che vediamo ad esempio Regione Piemonte con i dati aggiornati recentemente è che la curva di incidenza nel maschio tende a diminuire, nella donna tende ad aumentare, perché riflette un differente tipo di esposizione. Grazie, abbiamo ancora spazio per un paio di domande. Paolo? Ecco, visto che si tratta di una malattia professionale, ci sono forme di monitoraggio sulle persone che si sono state esposte, sui familiari, per una eventuale diagnosi più precocemente possibile? Allora, Federica, sei sempre sì, domanda è la massima esperta. È una grandissima esperta, è lei, giusto che sia lei. È la nostra più che massima altro- esperta, sì, Federica, vai. sì, anche molto appassionata all'argomento, vivendolo ogni giorno Come è giusto che sia. con i pazienti, purtroppo. Allora, non ci sono dei programmi di screening, perché lo screening in oncologia serve quando abbiamo una cura che sicuramente guarisce il paziente. Qua non ci sono dei programmi di screening, ci sono dei programmi di sorveglianza negli ex esposti, quindi pazienti che hanno lavorato a sicuro contatto con l'amianto in alcune regioni d'Italia, perché non è così ovunque, hanno dei programmi di sorveglianza in cui vengono monitorati con esami clinici ed esami strumentali. Purtroppo per i familiari e gli esposti ambientali, che oggi rappresentano un grosso problema anche dal punto di vista numerico, non abbiamo dei programmi. Stiamo lavorando, io parlo per la regione Piemonte perché c'è un grosso sforzo insieme ad altre regioni, stiamo lavorando per mettere a punto dei programmi che possano coprire anche queste fasce, perché da noi ad esempio l'esposizione di tipo ambientale gioca ruolo maggiore in questo momento nella nostra area. Ci è arrivata una domanda dalla rete, chiede se esiste una familiarità, cioè se un genitore colpito può trasmettere la malattia in qualche modo, predisporre. Con i panni. In realtà non familiarità nel senso tradizionale Genetico, genetico. mendeliano, non mendeliano. No, diciamo. però è stato rilevato che nelle famiglie dei lavoratori c'è un maggior rischio di sviluppare il mesotelioma, perché i lavoratori portavano a casa per esempio le tute sporche, le scarpe sporche, eccetera, eccetera, per cui in realtà non è il materiale in sé, ma è la polvere che ne deriva dalla lavorazione che è un problema, per cui c'è una familiarità sempre ambientale in qualche maniera, non genetica.
C'è anche faccio solo questa precisazione perché è una cosa stranuova, c'è un piccolissimo sottogruppo di pazienti, ma che rende conto di una percentuale sotto il 5% di un gene che stiamo studiando tantissimo, che si chiama BAP1, che è un gene che viene ereditato e che predispone allo sviluppo di tantissimi tumori, tra cui il mesotelioma, ma serve sempre l'amianto, cioè BAP1 mutato, se non contatta l'amianto non sviluppa malattia, può svilupparla per più bassi quantitativi di amianto a cui è esposto. Siamo in chiusura. Franco, un tema rilevante, quello che abbiamo affrontato oggi dal punto di vista soprattutto degli aspetti sociali, non c'è dubbio però che la ricerca, anche in questo caso, sta portando a risultati concreti. In questo senso, da oggi sei presidente di AION, l'impegno dell'intera società scientifica su questi aspetti e su questa collaborazione sarà davvero forte. L'impegno è sicuramente davvero forte. Tra l'altro uno dei miei punti programmatici è continuare a fare le cose buone che sono state fatte nel precedente biennio e soprattutto esaltare quelle che insieme abbiamo condiviso essere le migliori. E noi abbiamo capito che in Italia tra i giovani oncologi c'è una grande fame di attività formativa sulla metodologia della sperimentazione, perché è necessario informare, è necessario anche riprendere in mano da parte di AIOM le fila dei progetti formativi per i giovani, perché per molti anni, per 1000 motivi, in qualche modo AIOM aveva un po' tralasciato questo tipo di attività che io ricordo quando ero un giovane oncologo, che significa molti anni fa, invece consideravo assolutamente preziose. Nell'ultimo biennio abbiamo ripreso a fare alcune cose molto belle, abbiamo fatto un corso di metodologia della sperimentazione insieme con ASCO, è stato un grande successo, ne faremo una seconda edizione la prossima primavera. I giovani oncologi del precedente mandato hanno organizzato un corso di metodologia tra settembre e ottobre scorsi che è stato un grande successo, c'erano 25 posti, ci sono arrivate 125 domande. Abbiamo una grande richiesta di questo tipo. Preparare i giovani alla metodologia della sperimentazione significa cercare di contrastare un fenomeno che purtroppo c'è, lo avete sentito tutti quanti in varie occasioni, che è la riduzione della sperimentazione promossa dai ricercatori. Questo va contrastato a partire dalla formazione. Questo tipo di formazione è pienamente nell'orizzonte e nel programma di AIOM, lo è stato nel corso degli ultimi 2 anni, lo sarà e ancora di più nel corso dei prossimi 2 anni. Ci sembra che sia il contributo da dare, partire dalle basi. Questo è importante ed è confortante vedere l'impegno di 2 giovani ricercatrici come Marilina e Federico, l'impegno è anche il coinvolgimento, perché questo è quello che poi fa la differenza nella pratica clinica. Ci fermiamo qui, grazie per questa conferenza stampa, il tempo di staccare la diretta e fra un minuto cominceremo l'ultima conferenza stampa su un tema